Nel Vangelo delle Tentazioni Gesù è solo. C'è una grande solitudine, la solitudine del deserto e la solitudine del pinnacolo del Tempio. È solo. Ed è solo con questa voce che riempie tutta la sua solitudine e che lo provoca. C'è un progetto di tuo padre, c'è un potere che tuo padre ti ha dato, che tu hai dentro. Usalo per te. Usalo non secondo il disegno di tuo padre, non secondo il volere di tuo padre, non secondo il progetto di tuo padre. Gesù indica, caccia, allontana questa voce dentro di sé che vuole distoglierlo dal progetto di suo padre, progetto di condivisione e di vita piena per tutti. La allontana decisamente, risolutamente. Na maioria das vezes era contra. Na verdade foi um sofrimento. Já sonhava com um pedaço de terra. Noi sognavamo un pezzo di terra. Nós era acostumado. Ma eravamo abituati a essere comandati da un padrone, lavorare giorno dopo giorno. Não tinha costume de ter Non eravamo abituati ad avere la nostra terra. a sua própria terra. Para quem trabalha para fazendeiro, não é bom. A vida Lavorare per un fazendeiro non è bello, non ci sono aspettative di migliorare. Quello che fai lo fai per il fazendeiro, non ci si scappa. Quindi se sei un allevatore, allevi le mucche per il fazendeiro. Se coltivi, il raccolto lo dai al fazendeiro. Quindi è completamente diverso. La tua vita e quella dei tuoi figli sono dedicate al miglioramento della vita del fazendeiro. Da quel primo giorno della creazione è un progetto di vita piena per ogni figlio e per ogni figlia. Ce n'è per tutti, c'è vita per tutti. Vivere in pieno la propria vita avendo tutte le opportunità per riuscire ad arrivare fino in fondo. aí nós fizemos a primeira ocupação. Facemmo la nostra prima occupazione il 1 febbraio del 95. Eravamo circa 60 famiglie. Siamo stati sgomberati, espulsi e sparsi da tutte le parti. Fiquemos um grupo ali na. In un gruppo siamo rimasti nell'assentamento di Aguaçu, vivendo lì più o meno un anno. Dopo un anno siamo riusciti a occupare l'assentamento dove stiamo oggi. Era un latifondo. Era um latifúndio. È arrivato l'esproprio di questo assentamento. Era più o meno il 1996. Questo processo inizia quando la gente cerca la terra. L'INCRA fa la visura dell'area. Se è improduttiva, entra nella riforma agraria. Se rientra nella riforma agraria, l'INCRA la espropria. Dopo l'esproprio inizia l'assentamento. Hoje nós estamos assentados, temos. Oggi siamo possessori di terra. Abbiamo il nostro lotto. I nostri figli stanno già crescendo. Molti di loro hanno già una famiglia. Ed è per questo che Gesù è venuto, per confermare questo progetto del Padre che è vita piena, il progetto del regno, vita piena per ogni figlio, per ogni figlia. Foi sofrido, sonhado. È stato molto duro, un grande sogno, ma ne è valsa la pena. Grazie a Dio oggi noi siamo assentados, possessori. La produzione dei campi non è molta, ma è abbastanza per vivere. Perché possa esserci vita per tutti, occorre che il pane sia spezzato e condiviso, che la parola sia spezzata e condivisa, che il tempo, il desiderio, i sogni, la propria esistenza sia un'esistenza spezzata e condivisa. Allora ci sarà vita piena e vita piena per tutti e opportunità per tutti quanti. Essa questão da nossa produção. Abbiamo dovuto fare un'associazione, ma siccome in questa zona avevamo anche una cooperativa di produzione, attraverso la cooperativa e l'associazione abbiamo ottenuto dei finanziamenti per le famiglie che vivono qui. As famílias assentadas. Nós conseguimos. Abbiamo ottenuto una scuola nell'assentamento. Abbiamo 5 stipendiati che prima non avevamo.
todo o programa e todas as famílias. Tutte le famiglie sono più coscienti del fatto che oggi stiamo meglio. Il cambiamento inizia dalla coscientizzazione delle famiglie. A mudança começa pela conscientização das famílias. E allora il Signore resiste, resiste e resisterà fino alla croce, quando quella voce tornerà un'altra volta. Forte, potente, anche lì. Il progetto di tuo Padre è questa croce, questo sangue versato che torna a dare vita a chi vita non ha più, torna a dare speranza a chi speranza non ha più. E lì ancora terrà duro, chinerà il capo in quell'ultimo respiro, in quell'ultimo dono di spirito, obbediente al progetto di suo Padre. Condividere la vita, dividere e spezzare la vita.